Daniele. E poi ancora il segretario generale Giampaolo Loretti. E poi ancora il team manager Valerio Cerolini. E poi ancora il responsabile dell'ufficio marketing Domenico Rita. Ed infine il magazziniere Sandro Campano. E adesso Sandro deve salire. Vorrei subito fare una domanda al nostro direttore sportivo. Eccolo Sandro, perdonami. Daniele Muscariello. Sandro, benvenuto con noi. Sandro è un po' l'anima della Civitanovese, perché se non ci fosse lui veramente là dietro, ogni domenica, ogni giorno direi, veramente un grande Sandro. Allora ritorniamo a noi. Io volevo fare una domanda al nostro direttore sportivo Daniele Muscariello e dirgli questo, insomma, così giovane e con tanti successi alle spalle, questa avventura Civitanova ti dà più motivazioni o più preoccupazioni? Buonasera a tutti innanzitutto. Buonasera. Un applauso ragazzi, il lavoro fatto da questo direttore è veramente... Le responsabilità sono segno che si occupa sicuramente di prestigio, quindi